Io ho ricevuto sia inquilini che anche mail, lettere, telefonate e la preoccupazione è molto alta, molto forte. E a Venezia c'è chi dice ma tutto è fatto perché noi non rimaniamo, per mandarci via dalla città. Le rassicurazioni sono arrivate dalla regione e dall'Ater, ma finché non avranno certezza del proprio futuro, la preoccupazione di potersi trovare in mezzo a una strada rimane in molti. L'ultima iniziativa, un sit-in con assemblea convocata da Rifondazione al Parco Emmer di Marghera. L'Ater intanto ha reso noti i profili di diversi inquilini che occupano case di edilizia pubblica, pur con patrimoni molto consistenti, ed è a loro che è indirizzato il giro di vite della riforma. Per gli altri arriveranno i correttivi dai tavoli di lavoro che l'azienda territoriale di edilizia residenziale ha aperto in tutte le province. Le segnalazioni arrivano sia dal centro storico sia dalla terraferma. Naturalmente il centro storico è penalizzato perché la vita in città costa molto di più e quindi insomma indubbiamente c'è questo problema. Però a monte di tutto questo c'è il fatto che non si può neanche pensare di alzare proprio il livello e l'asticella, occorre seguire caso per caso. Ed è appunto valutando caso per caso le singole situazioni che, come ha annunciato la Regione, procederanno le ATER del Veneto. Se da un lato infatti risulta difficile ritoccare i requisiti ISEE senza rischiare di intaccare l'efficacia di quella lotta ai furbetti della casa popolare che la riforma intende colpire, dall'altro appare evidente che il tetto dei 20.000 euro sono stati chiamati in causa persone e famiglie che dell'edilizia pubblica hanno bisogno. Sono situazioni normalissime, cioè se tu hai una famiglia, hai 2 figli e tutti i figli crescono, se questi figli vanno a lavorare non è mica colpa loro, quindi che salga il reddito e che non sia più nella fascia è una cosa più che normale. Un punto che sembra trovare tutti d'accordo. Il presidente di Ater Venezia, Raffaele Speranzon, ha rassicurato ai nostri microfoni che non ci saranno conseguenze per chi ha messo da parte qualche risparmio per garantirsi una vecchiaia serena. Diversa sorte avranno invece quei risparmi che tra beni mobili e immobili formano patrimoni che si contano a centinaia di migliaia di euro.